Cerimonia di festeggiamenti per i carabinieri, ma l'anniversario è anche il momento del tradizionale bilancio. L'europarlamentare siciliano sanzionato con altri 2 colleghi per un voto di dissenso. Ancora 0 contagi in Sicilia, ma un deceduto, la vittima è un pensionato di 70 anni. La didattica a distanza all'Accademia Belle Arti di Agrigento a settembre, niente doppi turni, tutti in classe. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. 206 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri, cerimonia di festeggiamenti anche ad Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è celebrato oggi il 206esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Per via del Covid-19 e delle ristrettezze imposte, nessuna cerimonia in grande stile, come avvenuto negli altri anni, si è svolta. Una semplice ma significativa e simbolica manifestazione che ha visto come protagonisti il prefetto di Agrigento, dottoressa Maria Rita Cocciufa, e il comandante dei Carabinieri Giovanni Pellegrino. La cerimonia di quest'anno avrebbe dovuto tenersi alla Valle dei Templi di Agrigento, invece le 2 autorità hanno posto una corona di alloro in una delle lapidi commemorative dei caduti dell'Arma posta all'ingresso della caserma Biagio Pistone. Una presenza, quella dell'Arma dei Carabinieri, che in occasione della pandemia che ha attanagliato l'Italia in questi 3 mesi è stata molto efficace e al servizio della gente. Quest'anno il 206esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri è del tutto particolare. Viene svolto in una forma ridotta alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, che ringrazio sentitamente, ma in forma sicuramente non meno sentita e non meno solenne. Anche quest'anno ci stringiamo intorno alla memoria dei nostri caduti, ma anche attorno ai sacrifici svolti tutti i giorni dalle donne e dagli uomini che indossano l'uniforme dei carabinieri, anche ai loro familiari che li supportano. Sacrifici questi che hanno portato anche quest'anno al conseguimento di importanti risultati. È innegabile che questo primo semestre del 2020 sia stato connaturato da una quasi totalità di servizi preventivi svolti per il contrasto del contagio da coronavirus. Lo abbiamo fatto con grande senso di responsabilità, sapendo che in gran parte della provincia l'Arma dei Carabinieri rappresenta l'unico presidio di polizia esistente. I risultati sono stati al momento efficaci e il nostro impegno prosegue nelle fasi 2 e nella fase 3 di questa epidemia in corso. Ciò nonostante, i risultati da un punto di vista preventivo e anche repressivo non si sono fatti attendere. I filoni sono quelli classici della lotta alla mafia, prima di tutto, con operazioni in tutta la provincia, del contrasto ai traffici di sostanze stupefacenti che ha portato a oltre 60 kg di droga sequestrati, gli ultimi 2,5 kg di cocaina purissima sono stati rinvenuti a Realmonte pochi giorni fa, ma anche arresti di rapinatori colti in flagranza di reato, interventi per quanto riguarda l'ambiente con sequestri di discariche abusive, di abbandoni di rifiuti incontrollati, ma anche a tutela della sicurezza alimentare. Insomma, lo sforzo dell'Arma è costante, continua nel tempo e vuole interpretare al meglio questo rapporto privilegiato che abbiamo con la collettività, con quella collettività che oggi non può essere presente fisicamente al nostro fianco, ma è presente spiritualmente e moralmente, e la sentiamo forte, come sentiamo forte la vicinanza dei molti studenti, quelli che io definisco i nostri migliori amici, quelli che hanno ascoltato il nostro appello al senso di responsabilità e ci hanno aiutato a far rispettare il lockdown. Per cui il nostro impegno è quello di proseguire lungo questa strada intrapresa, della serietà, del senso di responsabilità, per essere all'altezza delle aspettative di tutti i cittadini agrigentini. Anche se viviamo un momento molto particolare, l'Arma dei Carabinieri non ovviamente festeggia il suo anniversario, è comunque
un ricordo di chi in questo momento di chi non c'è più, ma anche la testimonianza di una presenza sempre forte, sempre viva sul territorio. Sappiamo quanto i carabinieri siano amati, siano benvoluti, siano considerati dalla gente comune, da tutti, e quindi hanno questo grandissimo bagaglio di competenze, umanità, vicinanza alla popolazione, che in questa occasione, seppure con queste modalità così come dire, contenute, chiamiamole così, è giusto che vengano appunto rimarcate e ricordate. L'Arma si è particolarmente distinta in questo momento di Covid, essendo presente in tantissime occasioni. Allora, l'Arma ha fatto un lavoro straordinario, l'ha fatto in questa provincia e l'ha fatto in tutto il paese, come lo hanno fatto anche le altre forze di polizia. Ha anche, come dire, affrontato esperienze anche molto specifiche, molto particolari, soprattutto nei piccoli centri dove la popolazione anziana è stata assistita, accompagnata anche in una serie di incombenze. L'Arma dei Carabinieri è non solo nell'immaginario collettivo, ma proprio tutto questo è testimoniato, è concretizzato ogni giorno dal lavoro che viene svolto proprio a favore delle categorie più deboli. Quando si chiama l'Arma dei Carabinieri risponde sempre. La Guardia di Finanza durante un blitz ha inflitto un duro colpo alla Sicula Trasporti, azienda leader dei rifiuti in Sicilia, gestita da Antonello Leonardi. Le fiamme gialle hanno portato alla luce un ingente bottino nascosto con cura all'interno di un'area della stessa azienda. C'è il servizio. C'è anche Antonello Nino Leonardi della Sicula Trasporti, considerato il re dei rifiuti nell'isola, tra gli arrestati dell'indagine della Guardia di Finanza di Catania sulla discarica di Lentini, la più estesa in Sicilia. L'inchiesta della Procura verte su un perdurante e sistematico illecito smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da oltre 200 comuni siciliani. Nell'ambito dell'operazione Mazzetta Sicula, la Guardia di Finanza di Catania ha eseguito un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 9 persone, 2 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 4 obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria e dimora. In carcere sono finiti Antonino Leonardi, 57 anni, amministratore di fatto della Sicula Trasporti SRL e della Gesae SRL, amministratore di diritto della Sicula Compost SRL, per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, corruzione e frode nelle forniture. E Filadelfio Amarindo, 68 anni, dipendente della Sicula Trasporti SRL, per concorso esterno in associazione mafiosa. Agli arresti domiciliari Salvatore Leonardi, 57 anni, fratello di Antonino, in qualità di socio della Sicula Trasporti SRL e della Gesac SRL. Vincenzo Liuzzo, di 57 anni, dirigente di una unità operativa semplice della sede di Siracusa dell'ARPA Sicilia, che era addetto ai controlli e monitoraggi ambientali, e Salvatore Pecora, 63 anni, istruttore tecnico impiegato presso il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, che era addetto al controllo sulla gestione dei rifiuti. Sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e di dimora Pietro Francesco Nicotra, 36 anni, e Francesco Zappalà, 52, destinatari delle misure cautelari dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e dimora anche i fratelli Francesco e Nicola Guercio, 49 e 59 anni, amministratori di diritto e di fatto della Edile Sud SRL. Mazzette fino a 5.000 euro al mese in cambio della disponibilità a chiudere gli occhi su ciò che accadeva all'interno della discarica e, quando necessario, a rivelare in anticipo il giorno in cui sarebbero stati effettuati i controlli. Di soldi, d'altronde, i Leonardi ne hanno accumulati tantissimi, al punto da nasconderli anche sottoterra. 1 milione di euro è stato rintracciato seppellito all'interno dei contenitori utili a preservare l'integrità delle banconote. Circa 110 milioni di euro invece il valore dei beni sequestrati su disposizione del GIP del Tribunale di Catania. I rifiuti non venivano trattati come ci si sarebbe dovuto attendere, i danni ambientali sono elevati, ha commentato il procuratore capo di Catania Carmelo Zuccaro. La gestione della discarica, dell'impianto TMB e di compostaggio da parte della famiglia Leonardi era orientata all'esclusivo perseguimento di utili attraverso il mantenimento delle convenzioni con i comuni, pur non essendo gli impianti nelle condizioni di poter più adempiere alle prescrizioni fissate dalle stesse autorizzazioni amministrative, e l'accusa dell'ufficio inquirente è Teneo. Mafia, operazione padronanza, 11 arresti, appalti, compravendite di terreni, scommesse ed estorsioni, questi campi di interesse della criminalità organizzata. Vediamo.
Le porte del carcere si sono aperte per il 39enne Girolamo Albamonte, per il 64enne Salvatore Alfano, per il 50enne Giuseppe Carella, per il 36enne Angelo De Luca, per il 42enne Francesco Di Filippo, il 27enne Vincenzo Lanno, per il 54enne Francesco Paolo La Rosa, per il 68enne Biagio Piranio e per il 37enne Nicolo Zarcone. Ai domiciliari finiti invece il 39enne Giuseppe Bondi e il 36enne Vincenzo Runfolo. Una complessa attività di indagine durata quasi 2 anni e coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca. Riassumendo i fatti, l'anziano boss Giovanni Nicoletti, deceduto a febbraio scorso, guidava una stretta cerchia di sodali, esercitando il controllo capillare di un vasto territorio nell'area di Cruillas. Sodali come il meccanico incensurato Biagio Piranio, alter ego di Nicoletti, filtrava gli appuntamenti per il capo e gestiva la rete relazionale così da garantire la riservatezza nelle comunicazioni, ma non solamente. Curava anche il settore della mediazione nelle transazioni immobiliari, accertati casi in cui acquirente e venditore versavano nelle casse dell'organizzazione mafiosa denaro a titolo di sensaleria. Come delegato per curare gli affari nel campo estorsioni e gestione scommesse abusive sulle piattaforme online era Francesco Di Filippo, che poteva contare su un gruppo di soldati spregiudicati pronti a organizzare pestaggi e danneggiamenti. Soldati del Di Filippo, Angelo De Luca, responsabile di un incendio di un terreno a scopo intimidatorio, e Vincenzo Lanno, che in compagnia del De Luca, fermato dai poliziotti poco prima di danneggiare una rivendita di auto. Di Filippo, tratto in arresto a luglio dello scorso anno durante l'operazione New Connection, si interessava inoltre del collegamento con altre famiglie mafiose. Giuseppe Carella invece tramite 2 ditte di costruzioni intestate ad Alfonso Sine e oggi sottoposte a sequestro preventivo, aveva conquistato un rilevante mercato nell'edilizia. Nel febbraio del 2018, con il coinvolgimento di Nicoletti nell'operazione Game Over, si determinarono gli spostamenti degli equilibri interni al mandamento della noce e quindi verso Salvatore Alfano. Il Movimento 5 Stelle ha sospeso Ignazio Corrao. L'eurodeputato è stato sanzionato per 1 mese con altri 2 colleghi per un voto di dissenso. I dettagli nel servizio. Mosse contro mosse e provvedimenti disciplinari. Il clima all'interno dei 5 Stelle rimane tempestoso. Il pretesto è un voto di dissenso all'Europarlamento, ma nasconde una nuova frattura pesantissima nel gruppo storico del Movimento 5 Stelle. Stavolta la notizia è la decisione del collegio dei probiviri di sospendere 3 eurodeputati, il siciliano Ignazio Corrao, Pier Nicola Pedicini e Rosa D'Amato, per 1 mese. La sospensione di un solo mese ha una duplice valenza. Da un lato hanno stoppato i falchi del movimento che chiedevano la testa dei 3 eurodeputati, adottando quindi una sanzione decisamente più leggera. Dall'altro lato però proprio la sanzione suona come un segnale interno. Corrao infatti è considerato molto vicino ad Alessandro Di Battista. Con lui e con la senatrice Barbara Lezzi sta lavorando da tempo a un progetto alternativo da presentare agli Stati Generali pentastellati, ma Corrao è anche europarlamentare, uno dei leader storici dei grillini siciliani in forza della sua seconda legislatura a Bruxelles. La sospensione comporta il fatto di non poter usare per 1 mese il simbolo del movimento e la sospensione dal ruolo di facilitatore, una sorta di responsabile nazionale per gli enti locali, un ruolo che aveva ottenuto in autunno. 2 mesi fa Corrao era stato deferito ai probiviri per essersi discostato dalle volontà del gruppo sul pacchetto di investimenti economici adottati per combattere la crisi legata al coronavirus. L'europarlamentare ha annunciato di non avere intenzione di fare ricorso contro il provvedimento, ma nelle chat interne del movimento sono molti messaggi di solidarietà che gli sono arrivati. Corrao, 36 anni di Alcamo, è infatti uno dei punti di riferimento assoluti del movimento in Sicilia. Nel 2014 è stato eletto per la prima volta all'Europarlamento con 71.372 preferenze, diventando il più votato d'Italia nel movimento, e alle europarlamentarie dell'anno scorso è stato il più votato, poi riconfermata a Bruxelles con 115.820 preferenze. Nel frattempo è stato anche il coordinatore della campagna elettorale grillina per le regionali 2017, poi il coordinatore dei coordinatori regionali per le politiche 2018. Adesso la sospensione per 1 mese, ma con una decisione che segna una nuova crepa fra i grillini.
Il peschereccio scomparso e il corpo mai trovato, ancora irrisolto il mistero Nuova Iside. L'imbarcazione si è inabissata nella notte tra l'11 e il 12 maggio scorso nel Palermitano. Il comandante Vito Loiacono risulta ancora disperso. I sospetti di uno speronamento. C'è il servizio. E torniamo sull'argomento peschereccio Nuova Iside. Continua l'impegno infatti della Marina Militare per cercare il relitto del motopesca. Impegnato a tal proposito il cacciamine Inumana, con sofisticati mezzi di bordo e con palombari del GOS, gruppo operativo subacquei, si cerca abbondantemente in profondità. Il natante, lo ricordiamo, ad onor di cronaca, è affondato nella notte tra il 12 e il 13 maggio scorso nelle acque a nord-est di Capo San Vito, in provincia di Trapani. Già la Marina Militare era intervenuta per restringere l'area di ricerca con la fregata Carabiniere e grazie a sofisticatissime attrezzature erano stati individuati alcuni contatti subacquei da investigare ulteriormente. All'appello manca ancora il terzo dei 3 uomini comprendente l'equipaggio, vale a dire Vito Loiacono. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta coordinata dall'aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Vincenzo Amico per accertare quanto accaduto in quella triste notte. Il mare ha finora restituito i corpi di Matteo Loiacono e del nipote Giuseppe, che ha lasciato moglie e 4 figli. Ma ascoltiamo quanto abbiamo raccolto dalle dichiarazioni del primo cittadino di Terrasini, Giosuè Maniaci. Il primo cittadino è un po' il capo della comunità, il padre di tutti. Quelle famiglie, è chiaro che fra voi una comunità non è piccola Terrasini, ma è sempre una comunità. Che settimane state per vivere? Hai avuto modo di contattare i familiari? Innanzitutto grazie per l'opportunità. Sì, certo, ci sentiamo spesso con i familiari e stiamo cercando di essere vicini alla famiglia, non solo con le azioni concrete, ma anche con la preghiera, perché il fatto che non si trova l'ultimo disperso, l'ultimo marinaio, questa è una cosa che rattrizza molto. Però abbiamo la consapevolezza, insomma, da parte nostra, che gli interventi che stiamo facendo col governo, con le forze dell'ordine, con la Guardia Costiera, stanno cercando di fare tutti gli sforzi possibili e inimmaginabili per trovare Vito. È una situazione davvero drammatica. C'era un caso in cui uno dei 2 rinvenuti addirittura aveva 4 figli del proprio nucleo e si era sobbarcato anche di altri 4 pargoli di un altro nucleo. Sì, gli altri 3 figli della sorella. Sì, sono situazioni economiche particolari per la gente, tutti i lavoratori, tutta gente che va a mare per vivere alla giornata, insomma. Non parliamo di grossi armatori, famiglie che hanno bisogno di lavorare, una cosa che ha rattristato ancora di più perché giustamente si capisce il bisogno, cioè uscire in mare anche in condizioni di tempo un po' proibitive è stato perché dopo mesi di fermo, insomma, c'era voglia di lavorare. Si è aperto un caso, un fascicolo e non compete a noi entrare nello specifico, ci sono le persone preposte per interessarsi dell'argomento, però la famiglia ha fatto insieme a voi un appello al Capo dello Stato. Così come noi l'abbiamo fatto a tutte le istituzioni regionali e nazionali per avere verità di questa vicenda, perché un equipaggio che non lancia un allarme, un equipaggio che non cerca di darsi aiuto, lascia presagire qualcosa di anomalo. Il fatto che comunque in quel tratto di mare passino diverse navi per l'ora ipotizzata, è giusto che si approfondisca, insomma, un pochettino di più la questione. La famiglia ha fatto una denuncia alla procura, c'è un'indagine in corso ed è giusto che si facciano gli accertamenti mirati. Lo chiediamo con forza, l'abbiamo chiesto come comune a tutte le autorità, lo sta chiedendo la famiglia tramite il proprio legale. E quindi speriamo che anche il Capo dello Stato dia la sua partecipazione. Ecco, vi siete fatti un po' una vostra verità sull'altro corpo che non si riesce a recuperarlo? Può darsi che sia rimasto impigliato nell'imbarcazione? Sì, è possibilissimo. E infatti l'aver richiesto questi mezzi particolari della Marina che possono anche scendere a profondità oltre i 1000 metri, andare a fare verifiche sulla barca, ha proprio questo scopo. Di intanto vedere la barca, cioè intanto vedere se si ritrova il ragazzo e poi vedere la barca e le condizioni, se ci sono stati urti, se ci sono stati danneggiamenti. Insomma, è giusto che si continui a indagare, a fare chiarezza su questa
brutta vicenda. È una tragedia del mare che ci accomuna tutti i paesi di Veraschi, così come tutti i cittadini che hanno sensibilità agli incidenti sul lavoro, che poi di questo si è trattato. Siamo qui per darti spazio ancora di più e ci troverai disponibili. Grazie e buon lavoro. Covid-19, ancora 0 contagi in Sicilia ma un deceduto. La vittima è un palermitano di 70 anni. Vediamo. Questo è il quadro riepilogativo della situazione nell'isola aggiornato alle 15 di ieri in merito all'emergenza coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 157.868 più 2.995 rispetto a ieri su 134.035 persone. Di queste sono risultate positive 3.447, mentre attualmente sono ancora contagiate 879 persone, 2.292 sono le persone guarite, più 24, e 276 le persone decedute. Ieri c'è stato un morto per coronavirus. Degli attuali 879 positivi, 63 pazienti sono ricoverati, di cui 6 in terapia intensiva, mentre 816 sono in isolamento domiciliare. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento 32, Caltanissetta 13, Catania 402, Enna 8, Messina 130, Palermo 262, Ragusa 11, Siracusa 6, Trapani 15. Stasera il prossimo aggiornamento, comunica la presenza della Regione Siciliana, che raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Intanto sono saliti a complessivi 10.238, di cui 251 solo nella giornata di ieri, gli esiti dei tamponi effettuati da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria fra Agrigento e provincia. I contagiati sono rimasti fermi a complessivi 126, di cui ben 108 già guariti. Anche ieri, così come nei giorni scorsi, non ci sono state nuove guarigioni. Il rientro a scuola a settembre, il ministro Azzolina: niente doppi turni ma eventualmente barriere di plexiglass dentro le aule. Lello Casesa. Si tornerà a scuola a settembre utilizzando plexiglass, divisori nelle classi e mascherine per docenti ed alunni. Siamo stati costretti alla didattica a distanza. Ho sempre avvertito preoccupazione per chi non poteva accedervi. Col nuovo anno scolastico l'obiettivo è tornare a scuola in piena sicurezza. La didattica a distanza può essere un'opportunità in più, ma dobbiamo ritornare in presenza. Lo ha detto il capo del governo Conte, che ha incontrato i rappresentanti del mondo della scuola, un incontro molto proficuo e per molti versi anche acceso, nei toni a cui hanno preso parte presidenti di ANCI e Conferenza delle Regioni Bonaccini e De Caro, i sindacati e tutte le associazioni che ruotano nel mondo della scuola. I sindacati hanno invece confermato lo sciopero programmato per lunedì prossimo, con lo scopo di sollecitare il governo a fare le scelte necessarie e mettere la scuola al centro del programma del governo. Servono, hanno detto, risorse immediate per assunzioni straordinarie al fine di garantire la riduzione degli alunni per classe. Obiettivo non riguarda solo il distanziamento ma la qualità della scuola. Linea condivisa dalla ministra Azzolina, che ha dichiarato l'obiettivo è portare tutti a scuola in presenza, con particolare attenzione ai più piccoli che hanno sofferto maggiormente in questo periodo. L'obiettivo di riapertura a settembre è complesso ma è raggiungibile se ci mettiamo tutti attorno ad un tavolo, ed oltre alle mascherine informato ci sarà la possibilità di utilizzare la visiera anche per andare incontro alle esigenze di studenti con particolari difficoltà respiratorie. Critici i sindaci e presidenti delle regioni, che attraverso l'ANCI e la Conferenza delle Regioni hanno dichiarato la riapertura della scuola comporterà molte criticità. Bisognerà allargare i cordoni della borsa, bisognerà immediatamente avviare lo sblocco dell'assunzione di personale, interventi di edilizia scolastica, la riorganizzazione dei servizi di mensa e di trasporto, evitando soprattutto gli assembramenti nelle ore di entrata ed uscita dei ragazzi. Accademia delle Belle Arti Michelangelo di Agrigento, il direttore Alfredo Prado ci racconta la didattica a distanza. Arturo Cantella. Siamo con il professor Alfredo Prado, direttore dell'Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento. Ecco, vogliamo fare un po' un consuntivo di ciò che è stata l'attività, professore, durante il Covid-19. Ecco, l'Accademia cosa ha fatto in particolare con i suoi allievi?
L'Accademia, come un po' tutte le accademie italiane e le facoltà universitarie, hanno continuato a lavorare con lezioni online. Devo dire che l'Accademia di Agrigento è stata tra le prime accademie ad attivarsi con questo tipo di lezioni online e i ragazzi hanno seguito con molta attenzione. Direi quasi, per quello che ho potuto vedere seguendo le varie lezioni, che sia i professori che gli allievi sono impegnati forse di più di quanto ci sono state e ci sono le lezioni in presenza. È stato un momento particolare che si doveva superare appunto, con questo tipo di attività didattica, che pensiamo di ultimare in questo mese di giugno, e gli esami delle singole materie si faranno nella prima settimana di luglio, a decorrere dalla prima settimana di luglio, in maniera online, con una procedura che è stata stabilita anche dal Ministero, mentre per quanto riguarda le tesi si svolgeranno possibilmente l'ultima settimana di luglio, oppure addirittura saremo costretti per poterle svolgere in presenza, saremo costretti a rinviarle nel mese di ottobre-novembre di quest'anno. L'attività dell'Accademia continua con le iscrizioni anche sia in presenza, in segreteria che online, visitando il sito dell'Accademia www.abama.it. Sono interessati i ragazzi non solo della città e della provincia di Agrigento, ma di tutta la Sicilia e anche di fuori regione, nonché allievi provenienti da paesi europei e anche extraeuropei. A tal proposito devo ricordare che è incaricato per le attività le attività internazionali il professor Beniamino Biondi, che è attivo proprio e specializzato in questo settore. Quali saranno i corsi, diciamo, giusto per ricordarlo a chi ci ascolta, che quest'anno attiverete, professore Prado? I corsi sono i 4 corsi fondamentali dell'Accademia di Belle Arti, cioè pittura, scultura, decorazione e scenografia. Le iscrizioni provengono da allievi che hanno frequentato il liceo artistico oppure qualsiasi altro tipo di studi superiori, non occorre che siano provenienti dall'istruzione artistica. Per esempio un ragazzo che esce dalla ragioneria può venire a frequentare l'Accademia di Belle Arti. Devo precisare quello che molti magari non sanno, che i rami di pittura, scultura, decorazione e scenografia non escludono altro tipo di insegnamento quali filosofia, altre materie praticamente culturali che non hanno niente a che vedere con le attività laboratoriali, e questo è importante. Per quanto riguarda l'attività lavorativa, e proseguo dopo la laurea all'Accademia di Belle Arti, i ragazzi una buona parte riescono a inserirsi nell'insegnamento e un'altra buona parte nelle attività attuali, diciamo moderne, che vedono delle specializzazioni che riescono a raggiungere nelle Accademie di Belle Arti. L'Accademia, e concludiamo, è sempre punto di aggregazione culturale della città di Agrigento, ma anche della regione, professore. Ecco, dopo il Covid si riprenderanno i nuovi appuntamenti, gli incontri letterari, le tante iniziative che si svolgevano solitamente qui all'interno della vostra struttura? Sicuramente l'attività riprenderà a settembre come al solito, con un rapporto continuo con la città di Agrigento, anche con centri della provincia e dell'intera regione. L'Accademia è un istituto a servizio delle attività anche politiche, tra virgolette, della nazione, dell'Italia. Via D'Amelio, chiesta l'archiviazione per gli ex PM accusati del depistaggio del falso pentito Scarantino. Vediamo.
Un'accusa pesante gravava sull'ex PM Carmelo Petralia e Anna Maria Palma, quello di aver costruito ad arte il falso pentito Vincenzo Scarantino, assieme all'ex capo della squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera, deceduto nel 2002, in riferimento alla strage di Via D'Amelio, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e agenti della scorta. Ma la Procura di Messina ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sul depistaggio aperta a carica dei 2 magistrati, che facevano parte del pool. Il reato contestato nello specifico era di concorso in calunnia aggravata dall'aver favorito Cosa Nostra. Attualmente ci sono 3 poliziotti sotto processo al Tribunale di Caltanissetta, il funzionario Mario Bo, l'ex capo del gruppo di indagine Falcone Borsellino e gli ispettori in pensione Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, anche loro imputati per calunnia aggravata. Un'inchiesta, quella di Messina, nata 2 anni fa, dopo la sentenza Borsellino Quater. Il pool ha riascoltato il falso pentito Scarantino e ripercorso tutti i passaggi di questa vicenda, che era caratterizzata da un buio fitto, fino a quando nel 2008 il pentito Gaspare Spatuzza ha fatto riaprire il caso. Era stato lui e non Scarantino a rubare la Fiat 126 e poi trasformata in autobomba, 11 condannati che sono stati scagionati. Ancora oggi quindi si ripropone ciò che chiede la figlia del magistrato Borsellino, Fiammetta, cioè la verità, che ha anche sollecitato la Procura Generale della Cassazione ad avviare dei procedimenti disciplinari. Un fascicolo preliminare è stato già aperto. Tante le domande di Fiammetta Borsellino e non solo, per conoscere cosa si cela dietro quel periodo e quella strage in particolare, perché come ha detto il giudice Roberto Scarpinato, c'è una grandissima anomalia nell'esecuzione di questa strage, che è l'improvvisa accelerazione. È irrazionale se si pensa agli interessi di Cosa Nostra. Quando Riina lo comunica ad alcuni capi di Cosa Nostra, questi rimangono sorpresi e non riescono a capirlo. Totò Riina non dà spiegazione e taglia corto: mi assumo la responsabilità. Raffaele Ganci, quando esce da quella riunione, dice: questo è pazzo. Cangemi dice: a quel punto ho capito che doveva rispondere a qualche altro e quella strage doveva essere eseguita per motivi che andavano al di là di Cosa Nostra. Quindi domande che tali restano senza risposta. Poi bisognerà leggere la richiesta dell'archiviazione della Procura di Messina per comprendere come si è arrivati a questo ulteriore passaggio della vicenda. Sulla richiesta dei pubblici ministeri dovrà pronunciarsi un giudice dell'indagine preliminare, che potrà chiudere il caso o sollecitare nuove indagini, e infine le parti offese, ovvero condannate ingiustamente, possono anche presentare opposizione alla richiesta di archiviazione. Tutto questo fa pensare che il percorso verso la verità sembra ancora lungo. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Allerta gialla oggi in Sicilia a causa di una perturbazione atlantica alimentata da flussi freddi provenienti dalla Groenlandia. C'è il servizio. L'estate meteorologica è già iniziata da alcuni giorni, ma il tempo di questo mese di giugno sembra più tipico della stagione primaverile. È arrivato anche in Sicilia il maltempo previsto per la giornata di oggi ed è allerta meteo anche a Messina. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico valido fino alle ore 24 di oggi. Il livello di allerta è di colore giallo. Nel bollettino si parla di precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a moderati sulla Sicilia centro-settentrionale. È in transito infatti una perturbazione atlantica che sta determinando una fase perturbata su gran parte delle regioni italiane e un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Per oggi in Sicilia è prevista nuvolosità variabile più densa e associata a rovesci o isolati temporali nel centro-ovest dell'isola in propagazione verso est. Il tempo è instabile con tendenza ad un miglioramento a partire da ovest. Le temperature massime sono in calo, i venti da moderati a forti fino a localmente burrascosi e i mari molto mossi o agitati. Domani, sabato 6 giugno, al mattino ci saranno molte nuvole e possibili rovesci o temporali soprattutto nel Trapanese e nel Palermitano e locali piogge altrove e saranno in aumento le temperature minime. Nel pomeriggio arriveranno le prime schiarite nel sud-ovest dell'isola, mentre il tempo sarà ancora instabile altrove con rovesci e temporali soprattutto nel Messinese. Meteo in miglioramento ovunque in serata e nella giornata di domenica, ma vi saranno temperature massime in calo, venti occidentali fino a moderati e mari anche molto mossi. A Campobello di Mazara, falso invalido sorpreso a guidare e fare benzina. Prendeva la pensione. Vediamo.
Si finge cieco e percepisce la pensione di invalidità. Queste le accuse nei confronti di un cittadino sessantenne di Campobello di Mazara, per il quale il Tribunale di Marsala, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 18.500 euro. Inoltre lo stesso dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di indebita percezione di erogazioni dallo Stato e di truffa aggravata. Nato in Svizzera ma da anni residente a Campobello di Mazara, sulla base di documentazione medica comprovante una cecità parziale, stava beneficiando già a partire da ottobre 2005 di una pensione di invalidità emessa dall'INPS. Dalla lunga attività di indagine condotta dai carabinieri nell'ambito di una dedicata attività volta a contrastare il fenomeno dei cosiddetti falsi invalidi, è emerso come l'uomo, incurante del provvedimento di revoca della patente di guida, di fatto continuasse a guidare tranquillamente la propria autovettura. Inoltre veniva sorpreso mentre effettuava rifornimento presso distributori automatici di carburante, ma anche mentre svolgeva occupazioni domestiche come la potatura di un albero. Le risultanze investigative raccolte dai carabinieri hanno infatti permesso di accertare e riscontrare come da luglio 2016 l'uomo svolgesse di fatto attività incompatibili con la patologia di cui risulta formalmente affetto e per cui è indagato. I militari dell'Arma, durante la fase esecutiva, hanno sequestrato le somme rinvenute nei conti correnti riconducibili all'indagato e bloccato la restante parte presso una nota compagnia assicuratrice. Fondo salva calcio della FIGC, 5 milioni per il calcio dilettantistico. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Buone notizie per il calcio dilettantistico. Infatti in una nota stampa la Lega Nazionale Dilettanti comunica che dalla FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio, è in arrivo il fondo salva calcio da 21,7 milioni di euro. Si tratta dell'iniziativa assunta dal Comitato di Presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio e che ora attende la sua approvazione dal prossimo Consiglio federale, programmato per l'8 giugno. Un importante stanziamento di fondi che riguarderà tutte le categorie inferiori alla Serie A e quindi anche i dilettanti, con un contributo pari a 5 milioni di euro. Con il Fondo Salva Calcio potremo disporre di risorse per gestire al meglio la ripresa delle attività, ma soprattutto dare un piccolo ma concreto sollievo all'intero mondo dilettantistico. Ha commentato con soddisfazione il numero 1 della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia. Credo che questa sia la migliore risposta a chi attendeva con impazienza delle certezze dalle quali ripartire. La capacità della Lega Nazionale Dilettanti di interloquire con le istituzioni, a cominciare da quelle sportive, è stata confermata dal contributo messo a disposizione dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Il presidente Gravina, che ringrazio, ha sempre manifestato la sua preoccupazione per la tenuta del calcio dilettantistico, che da oggi così può guardare al futuro con maggiore serenità, mentre la Lega Nazionale Dilettanti continuerà a fare la sua parte per migliorare lo stato delle cose. Ora attendiamo le risposte dalle autorità governative sui più volte annunciati contributi in favore dello sport di base. A Messina torna l'idea del Museo delle Macchine Votive per rilanciare il turismo religioso. I dettagli nel servizio. Torna in auge ancora una volta a Messina l'idea di istituire un museo delle macchine votive in cui inserire la vara, i giganti, le barette, il vascelluzzo e gli altri simboli della storia religiosa della città dello Stretto. La proposta è stata rilanciata nei giorni scorsi da alcuni consiglieri comunali in considerazione che quella che verrà sarà un'estate anomala a causa dell'emergenza sanitaria e molti degli eventi religiosi non potranno svolgersi. Con il museo delle macchine votive si avrebbe la possibilità di esporre tutto l'anno sia la vara, sia i giganti Mata e Grifone, ma anche le barette, il vascelluzzo, il paddiaro, realizzando un centro di attrazione per cittadini e turisti non indifferente. Oltre ad implementare l'economia della città, darebbe la possibilità di creare occupazione. I proponenti chiedono all'amministrazione comunale di individuare una struttura comunale o in alternativa stipulare un accordo con enti diversi dal comune per l'ubicazione del museo e dare vita ad uno spazio culturale e turistico. In maniera temporanea si potrebbe utilizzare lo spazio all'interno della fiera, ovviamente in sinergia con l'autorità portuale.
Ovviamente quest'estate sarà per Messina, ma come per il mondo, in questo caso parliamo di Messina, un'estate particolare. Abbiamo pensato con il collega Libero Gioveni di inoltrare una proposta all'assessore Enzo Caruso con la quale si chiede di allestire questo famoso museo delle macchine festive, e si è pensato, visto anche il periodo, ovviamente il periodo estivo, si è pensato di utilizzare a breve termine anche l'area fieristica, ovviamente in sinergia con l'autorità portuale e qualora ovviamente i luoghi lo permettano, dal momento che c'erano dei lavori in corso. Quindi ci sarebbe la possibilità, almeno secondo il nostro pensiero, di collocare la vara, di collocare i giganti, il vascelluzzo, le barette, ecco, tutto quanto fa parte della tradizione religiosa e non della città di Messina. Sicuramente sarebbe un modo anche per dare lustro a queste cose importanti per la nostra città, non soltanto per un periodo determinato, ma come normalmente accade, ma per l'intero anno. Tutto ciò in attesa di vedere finalmente completato il parco urbano di Camaro, che tra l'altro in un vecchio progetto prevedeva l'esposizione ad esempio di Madre Grifone. Sì, ecco, il parco urbano ultimamente si sono mossi un po' gli ingranaggi, quindi siamo abbastanza fiduciosi che in sinergia con Arisme e con l'Istituto Autonomo Case Popolari la situazione si possa finalmente sbloccare. E quello appunto di Madre Grifone, la collocazione nel parco urbano, bene diceva, ecco, è prevista dall'originario progetto, anche perché ricordiamo che appunto sono secondo storia i fondatori diciamo di Camaro, e quindi un po' rispecchiano quelle che sono le tradizioni anche del villaggio. Ai nastri di partenza il corso di fotografia naturalistica online organizzato dal Parco dei Nebrodi in emergenza Covid-19. L'esigenza di tutelare i numerosi iscritti e garantire il distanziamento interpersonale ha trasformato il corso in via telematica anche in funzione dell'area geografica di provenienza dei corsisti. Il numero iniziale, fissato originariamente a 15 partecipanti, è stato così ampliato anche per garantire risposta alle richieste pervenute da tutta Italia. 56 iscrizioni, tutte accolte con una netta prevalenza siciliana dalle province di Messina, Catania, Trapani e Palermo, e poi anche Milano, Torino, Bologna, Roma. C'è tutto lo stivale, insomma, in questo corso organizzato per conoscere le tecniche fotografiche di base, argomenti come etica e paesaggio, informazioni sulla post-produzione con l'obiettivo di ampliare le conoscenze di un interessante settore. Flora, fauna e ambienti naturali del parco potranno essere scoperti sotto la sapiente guida di Gino Fabio, dipendente dell'ente e fotografo naturalista. Un'attività, quella del corso, che si prefigge di promuovere le bellezze naturali dell'area dei Nebrodi per il tramite della fotografia e che conferma, commenta il presidente Domenico Barbuzza, l'interesse verso il territorio e il valore naturalistico del parco. Buon pomeriggio e benvenuti al primo corso di fotografia naturalistica. Inizialmente il corso era aperto solamente a 15 partecipanti, ma visto le iscrizioni sono state così numerose e abbiamo avuto oltre 50 richieste, le abbiamo accolte tutte. Le iscrizioni sono pervenute da tutta Italia, questa conferma dell'interesse naturalistico per il nostro parco. Vi auguro un buon lavoro con la speranza di abbandonare al più presto l'approccio virtuale per passare all'azione sul campo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.